Buongiorno, siamo online, benvenuto in questo webinar in cui cercherò di dare una risposta a questa domanda che vedi. È possibile vendere case in meno di 30 giorni, soprattutto senza trattare il prezzo? Grazie a una tecnica oggi utilizzata da numerose star del cinema come quelle che vedi in foto e scoperta in America circa 50 anni fa. Ebbene sì, questa tecnica funziona anche se abiti a Castelfranco e dintorni e la tua casa non è poi così giovane. Seguendo questo webinar, quindi quali saranno i vantaggi che scoprirai? Allora, il primo è sicuramente attirare solo persone, quindi motivate, veri acquirenti, e lasciar perdere invece da subito i perditempo e i curiosi, che vogliono solo farsi un'idea. Attirare quindi solo persone interessate a comprare la casa e far innamorare la maggior parte di queste. Chi vuole avere un sacco di gente sconosciuta per casa che probabilmente non comprerà a casa tua? Bene, questo è un grosso vantaggio. Avendo due o più persone interessate nello stesso tempo, ci sarà un vantaggio notevole nell'evitare le trattative pesanti sul prezzo. Bene, evitare di paragonare casa tua con altre case in vendita nella stessa zona è sicuramente un vantaggio, perché casa tua avrà una notevole visibilità e sarà preferita rispetto alle altre. La riduzione dei tempi di vendita dell'88% e il superamento del 6% dei prezzi sarà una conseguenza non da poco. Ecco una breve presentazione per farti sapere chi sta parlando. Mi chiamo Mosè Fraccaro, sono un agente immobiliare abilitato e lavoro nel settore dal 2007. Mi occupo nello specifico di compravendita di case e appartamenti. Questo sarà il mio regalo per te, solo però se seguirai questo webinar fino alla fine. Avrai un link in cui potrai scaricare l'ebook in regalo. Questo libro contiene una checklist con i 3 pilastri della vendita perfetta, sono le 3 cose fondamentali che reggono una strategia di vendita di successo, anche se parti da zero e non conosci assolutamente il gergo tecnico dell'immobiliare. Le 6 fasi, quindi i 6 mezzi da utilizzare per entrare a gamba tesa nel mercato immobiliare e preparare la tua strategia di vendita al meglio. La tua casa non è adatta a tutti. Sarà in balia di numerosi curiosi e perditempo, come abbiamo detto prima. Come puoi portare i giusti acquirenti alla tua porta? Bene, qui lo scoprirai. Se hai domande puoi farle comodamente compilando la question box che trovi qui a lato dello schermo e ti invito comunque ad aspettare fino alla fine del webinar per capire se ho risposto a tutti i tuoi dubbi oppure hai altre domande in sospeso. Eccoci qui con lo zio Sam che ti punta il dito contro. Questo perché voglio che questo webinar sia destinato solo alle persone giuste. Quindi mi raccomando, seguilo se rientri in una di queste categorie. Quindi stai pensando di cambiare casa o hai già pensato di farlo e parti da zero, quindi non sai niente di come iniziare. Hai già provato a vendere casa, ma non hai avuto nessuna offerta d'acquisto e non sei riuscita a concludere. Ti sei rivolto a una o più agenzie immobiliari, magari hai pubblicato anche qualche annuncio su internet, ma senza successo. Iniziamo con questa grande citazione di un grande filosofo per farti capire in una frase che non esiste un risultato notevole come quello di vendere casa senza sconti e in meno di 30 giorni se non sappiamo dove andare, cioè non abbiamo una strategia ben precisa per farlo. Bene, con questo non voglio dire che stiamo parlando quindi solo di soldi e di vendita, ma di realizzare un obiettivo, perché quindi la vendita in realtà è solo il primo passo verso il raggiungimento di un altro scopo. Quale? Adesso lo vedremo. Quali potrebbero essere le tue aspirazioni?
è importante averle chiare sin da subito, perché così sei più motivato. Allora, queste sono solo alcune. Come realizzare una certa cifra che ti permetta di acquistare una nuova casa più adatta a te e alla tua famiglia, quindi il cambiare casa, realizzare invece una certa cifra di liquidità che ti permetta di risolvere alcuni problemi che hai in sospeso. Oppure semplicemente hai un immobile in più che non usi più e vuoi dedicare le tue energie e il tuo tempo in un altro progetto di vita o di lavoro. Quindi assieme agli obiettivi mi sembra giusto puntualizzare anche le cose che vogliamo evitare. Queste sono solo alcune, come realizzare una cifra troppo bassa che alla fine non ti permetta di comprare una nuova casa. Oppure aver già comprato la nuova casa e poi non riuscire a vendere quella vecchia in tempi ragionevoli che ti permettono di fare il trasloco, perché magari non ho la strategia giusta. Allo stesso modo, chiunque vuole evitare di svendere perché comunque la casa è stata un pezzo importante della propria vita e un insieme di sacrifici e di investimenti. Infine, dopo aver visto gli obiettivi, le cose da evitare, dobbiamo dare una risposta a questa domanda. Io per primo, come agente immobiliare, quindi devo darti la strategia e il percorso migliore per ottenere questo obiettivo, questo scopo che ti sei prefissato. Come? Adesso lo vediamo. Allora, prima di andare avanti, mi sembra giusto fare due parole su di noi, sulla nostra agenzia. Siamo due agenti immobiliari, quindi io e il mio collega Massimo Ongarato. Abbiamo assieme più di 30 anni di esperienza nel settore immobiliare. Siamo specializzati nella compravendita di case e appartamenti. Oltremodo siamo la prima agenzia immobiliare ad aver applicato con successo la tecnica dell'home staging a Castelfranco Veneto, di cui te ne parlerò nel dettaglio più avanti. Oltremodo siamo anche l'agenzia più valutata nella zona di Castelfranco, sia su Google che su Facebook. Ma questo cosa vuol dire? Come puoi vedere qui, cliccando su Google e cercando agenzia immobiliare a Castelfranco Veneto, il primo risultato sarà la nostra agenzia. Abbiamo il maggior numero di recensioni positive dei nostri clienti e un punteggio di 4,9. Questa, oltremodo, è la nostra pagina Facebook, quindi ti invito, se non l'hai già fatto, magari a cliccare mi piace e a seguire tutte le nostre pubblicazioni aggiornate. E anche qui abbiamo la nostra valutazione con le nostre opinioni dei nostri clienti e 62 recensioni all'attivo con un punteggio di 4,9. Quindi una volta che abbiamo capito che lo scopo, l'obiettivo che ti sei posto è realizzabile, voglio farti capire che oggi, quindi in questi anni, per vendere con successo una casa, un appartamento, è importante da subito partire con la giusta strategia e con le giuste tecniche di marketing, che non sono altro che i mezzi necessari per compiere questa strategia di successo. Questo è esattamente quello di cui mi occupo e che cercherò di spiegarti in questo webinar. Sembra un po' banale, ma con questa slide voglio farti capire tutte le fasi necessarie al compimento della giusta strategia di cui abbiamo parlato. Questo perché? Perché ci sono dei passaggi ben precisi. Saltarli o diciamo sbagliare questi passaggi può compromettere la strategia di vendita e non far sì che non completiamo il ciclo nella maniera corretta. Quindi il colloquio conoscitivo, quindi devi conoscere e definire i tuoi obiettivi, valutazione della casa, del prezzo, un'analisi della documentazione sempre dell'immobile e la creazione della strategia di vendita. Tutto questo viene fatto prima dell'inizio della vendita. Questo perché te lo specifico perché vedo che spesso si saltano questi passaggi, si inizia subito dall'inizio della vendita, ma come puoi notare questa è situata a metà del percorso, quindi la maggior parte del lavoro, o comunque almeno metà del lavoro, viene fatto prima dell'inizio della vendita, non durante o non dopo.
Questo perché questo è parte integrante di una vendita di successo. E dopodiché si va a iniziare la vendita vera e propria, in cui si va a cercare il futuro acquirente e dopo si va ovviamente dal notaio e poi potrai trasferirti nella nuova casa o incassare la cifra di cui avevi bisogno. A tal proposito voglio parlarti di un caso studio che abbiamo seguito noi nel comune di Castelfranco. La situazione di partenza del venditore era quindi di 0 trattative in 365 giorni e siamo passati, grazie alla nostra strategia, a 3 offerte d'acquisto in meno di 30 giorni. Ecco come. Allora, questa era la situazione iniziale, quindi l'immobile, l'appartamento in questo caso, era stato sul mercato in vendita per più di un anno, con un notevole via vai di persone, quindi almeno 20 persone avanti e indietro per l'immobile che alla fine non hanno portato a nessuna trattativa, quindi a nessuna offerta concreta. Più di un'agenzia immobiliare ci ha lavorato sull'immobile e non è stata, diciamo, applicata nessuna strategia di vendita. Tant'è vero che il venditore, quando è stato interrogato da noi, ci ha dichiarato che nessuno gli ha proposto delle variazioni e nessuno gli ha spiegato come mai l'appartamento non si vendeva. Quando siamo arrivati noi, quindi nel dopo, abbiamo proposto l'immobile in maniera più adeguata e questo ha prodotto, come puoi vedere, un risultato completamente diverso, grazie al nostro metodo di vendita testato. Quindi l'immobile è stato solo 30 giorni sul mercato, ha avuto solo 8 persone che sono andate a vederlo, qualificate, prequalificate, quindi persone già motivate che volevano veramente comprare. Di queste 8, 3 persone hanno fatto quindi un'offerta d'acquisto. E la cosa è stata trattata comunque unico agenzia immobiliare, quindi la nostra agenzia, un metodo di vendita con una strategia testata e quindi che mirava a vendere l'immobile nel minor tempo possibile e col minimo disturbo da parte del venditore e anche senza trattare il prezzo, quindi a prezzo pieno. Fare o non fare? Non esiste provare. Questo diceva il maestro Yoda a Luke Skywalker in Guerre Stellari, mentre io ti faccio quest'altra domanda. Provare a vendere casa tua potrebbe condurti alla sua svendita? Certo che sì, se fai uno di questi errori. Parliamo di errata valutazione quando abbiamo un prezzo o troppo alto o troppo basso. Prezzo troppo alto fa sì che avremo pochissime richieste di potenziali acquirenti. Dunque, casa tua rischierà di restare sul mercato più di 3, 6 mesi, un anno o forse di più, come abbiamo visto prima. Pertanto farà il classico effetto del vestito vecchio, che lo compro solo se me lo fanno a sconto. Bah, credo che nessuno voglia rischiare di trovarsi con una causa legale dopo aver venduto la casa oppure diverse migliaia di euro da dover tirar fuori per regolarizzare i documenti che non erano corretti al momento in cui ho venduto la casa. Questo è bene evitarlo. Annunci carenti di informazioni portano persone non in target, cioè i classici curiosi e perditempo, persone che non hanno capito perché devono comprare casa tua e magari vogliono solo farti offerte a ribasso sperando di fare l'affare. La tua casa è un bene da centinaia di migliaia di euro e dunque merita investimenti adeguati. Si fa nelle auto, non vedo perché non deve essere fatto quando si vende una casa o un appartamento. Foto oscure e non professionali faranno sì che casa tua non venga notata nei vari annunci immobiliari, magari a favore di altre case che sono in vendita. La promozione e il marketing è il motore della vendita. Non averli significa non avere nessuna strategia per portare i giusti acquirenti alla tua porta. Allora, prima abbiamo visto tutte le cose che potrebbero condurre casa tua ad un'inevitabile svendita, adesso invece vediamo i due falsi miti da sfatare per una vendita di successo. Quali sono?
Mito numero 1. Più agenzie, più possibilità ho di vendere casa mia. Ma cosa succede nella realtà? Succede che molto spesso ogni annuncio di ciascuna agenzia propone un prezzo diverso, perché magari ognuno ha la sua interpretazione del margine di trattativa, ma questo non farà altro che creare una confusione al potenziale acquirente che vede l'annuncio, perché non capirà più a che prezzo viene proposto, a che prezzo potrebbe essere venduta la casa. L'effetto salto della cavallina è invece quando un agente immobiliare, non avendo l'incarico in esclusiva o comunque non proponendo solo casa tua, la utilizza nel pacchetto di visite con un cliente solo. Quindi porta il cliente a vedere più case, tra cui anche la tua, usando la tua come paragone, come un qualcosa che sì, potrebbe andare bene, ma anche se non va bene, meglio, ho altre case da proporgli. Strategia come uno stallo alla messicana. Tutte le agenzie si guardano bene da fare investimenti per proporre casa tua in vendita. Quindi più della benzina per portare il cliente in visita o più di fare 2 o 3 foto col cellulare, non succede niente altro. Perché? Perché se la casa la vende un'altra agenzia, io non avrò modo di recuperare il mio investimento. Perché come sai l'agenzia viene pagata al risultato, cioè se un'agenzia vende la tua casa verrà pagata, altrimenti no. Questo quindi evita investimenti in generale per la vendita di tempo e di denaro. Per lo stesso motivo di sopra, potrebbe essere che l'agenzia non voglia investire neanche il tempo sufficiente a quindi fare degli incontri prima di proporre casa tua in vendita. Perché? Perché magari è tempo prezioso che può dedicare a altri immobili. Mito numero 2. Vendo da solo così risparmio. Quindi se io trovo un acquirente o magari un conoscente o qualcuno che vuole comprare casa mia, risparmio perché non pago la provvigione all'agenzia e quindi incasso un prezzo più alto. Ma forse quello che dovrebbero chiedersi tutti appena iniziano a vendere casa da soli è: hai comunque le competenze per far fronte a tutte le manovre necessarie per realizzare la vendita a prezzo pieno, quindi senza far trattare il prezzo e senza imprevisti? In realtà cosa bisogna fare? Allora, dovresti comunque gestire la trattativa di persona, quindi andare a attivare tutte le manovre necessarie per cui i potenziali acquirenti tratti il meno possibile il prezzo di vendita. Visite in presenza, devi essere presente durante le visite, quindi gestire anche il tempo per le visite. Ovviamente chi vende casa in autonomia non lo fa di lavoro, quindi avrà di conseguenza pochi mezzi di prequalifica dell'acquirente. Cioè tu hai i mezzi per capire se una persona può comprare veramente casa tua oppure è solo una persona che vuole perdere tempo, vuole solo farsi un'idea, magari la casa non è adatta a lui prima di portarlo in visita, devi per forza fargli vedere la casa. Questo si traduce in una perdita di tempo, soprattutto come abbiamo detto prima, se le visite devi farle tu in presenza. Verifica della documentazione è quindi capire sempre se l'immobile ha tutti i documenti che servono, se ci sono imprevisti, se sono spese. L'immobile va bene se viene venduto così, oppure potrei avere dei problemi una volta venduto o incappare in spese impreviste? Dovresti veramente andare alla ricerca di questo e quindi attivarti tu di prima persona. Strategia diventa il più delle volte improvvisata perché, giustamente, come ho detto prima, il venditore che vende da solo non lo fa di lavoro, cioè non vendi case per vivere, a meno che tu non sia un agente immobiliare. E allora in quel caso lì non saresti qui a vedere questo webinar. Quindi la strategia di vendita la devi improvvisare secondo le tue conoscenze o quello che puoi vedere su internet o su qualche sito o pubblicare su qualche portale così, senza avere in realtà un vero e proprio metodo. Eccoci arrivati al cuore di questo webinar, il metodo MyHome, il nostro metodo testato per difendere il prezzo di casa tua e portare a casa la vendita in tempi adeguati. In particolare adesso ti elencherò le 8 armi affilate che utilizziamo per difendere coi denti il prezzo di casa tua. Valutazione strategica del prezzo. Questa è la prima arma, quella in assoluto più importante,
a cui bisogna fare attenzione per partire subito nel modo corretto. Ha il compito di attirare il maggior numero di acquirenti possibili in un determinato periodo di tempo, da quando la casa è stata messa in vendita. Ovviamente per ricavare questa valutazione si fa fede a questi due punti. Uno è il prezzo che è in linea comunque col mercato di oggi. Il mercato di oggi è l'incontro tra la domanda e l'offerta. La domanda sono tutti gli acquirenti in questo periodo di tempo che hanno il potere di acquisto di comprare casa e l'offerta è quante case ci sono in vendita. In generale, il dato di solito è nazionale o territoriale. Mentre il secondo punto è la concorrenza. La concorrenza sono le altre case simili alla tua in vendita nella stessa zona. Queste case mi fanno parametro perché se ho 10 case oltre alla tua in vendita nella stessa zona avrò sicuramente un margine molto stretto. Mentre se ho solo la tua casa in vendita e il mercato è molto richiesto, sicuramente si potrà dare uno sprint o aggiustare il prezzo anche in aumento. Di solito il secondo punto ci dà magari un vantaggio dal 5 al 10% sul prezzo oggettivo dell'immobile. Il prezzo oggettivo invece, come ho detto prima, tiene conto di un mercato nazionale, di un mercato diciamo determinato anche dal potere d'acquisto del cliente che va a comprare casa. Questo viene dato anche dai tassi dei mutui, eccetera, e la situazione economica in generale. L'analisi tecnica della casa. Allora, è una cosa che viene normalmente trascurata e rimandata a quando si chiude la vendita, oppure si è già magari firmato un accordo preliminare. Però, come ho detto prima, questo dopo crea dei problemi a livello sia di eventuali imprevisti o spese extra che potresti avere, che magari non le hai calcolate, sia in fase di trattativa che in fase di accordo, e quindi è brutto sempre trovarsi con magari 5, 6, 7, 8 mila euro, ma anche 1000 euro da pagare dopo aver venduto la casa, e sia invece problemi che possono causarmi magari nel post vendita. Quindi, non so, il potenziale acquirente, se non è a conoscenza, potrebbe farmi causa, potrebbe, non so, mandarmi una lettera dall'avvocato e quindi ulteriori comunque spese e perdite di tempo. Questo è preferibile evitarlo, cioè è preferibile farla questa cosa preventivamente perché mi evita tutti gli scenari possibili e immaginabili e imprevisti. Quindi bisogna avere i documenti in regola, scovare eventuali spese extra che devo sostenere per vendere la casa e conoscere e sapere eventuali problemi legati alla vendita che ho. Questo per dopo andare ad affrontarla in maniera più serena possibile e senza preoccupazioni. Quindi una volta che ho venduto e non voglio più sapere, voglio solo pensare al futuro. Finalmente arrivati al punto in cui ti illustrerò una delle tecniche di marketing e di promozione più importanti per vendere casa. La tecnica di cui abbiamo parlato all'inizio, che andrà a surclassare tutte le altre case che ci sono in vendita nella stessa zona, simile alla tua, e parte tutto da una semplice consapevolezza, come puoi leggere qui nella citazione. Quindi il modo in cui vivi la casa e il modo in cui la vendi sono completamente diversi. Questo è un concetto che devi fare tuo e adesso ti spiegherò il perché. Home staging, una tecnica scoperta in America circa 50 anni fa da un'attrice di teatro di nome Barb Schwartz. La stessa si mise a fare l'agente immobiliare e quindi all'inizio aveva difficoltà perché gli venivano affidati tutte le case o gli appartamenti più bruttini e più difficili da vendere. Fatto sta che lei cominciò ad applicare le tecniche che aveva imparato facendo o recitando in teatro. L'home staging, infatti la parola in inglese vuol dire abitazione e staging è l'allestimento, quindi l'allestimento dell'abitazione, può essere una traduzione diciamo in italiano. Questo fece sì che lei, applicando quindi le tecniche di teatro, riuscì a quindi cambiare il volto delle case che andava a vendere e quindi ad avere un successo strepitoso che gli fece vendere una casa dopo l'altra con successo.
Questo oggi fa sì che è una tecnica utilizzata sia da star del calibro di Scarlett Johansson o comunque di numerose star del cinema, ma è proprio una tecnica fondamentale in America. Noi in Italia arriviamo sempre dopo, però non è mai troppo tardi, soprattutto se stai cominciando adesso a vendere casa. Ma vediamo un attimo di cosa si tratta. Ecco un classico esempio di home staging. Quindi prima abbiamo la classica camera dei ragazzi con le loro cose. È una camera vissuta, quindi con tutte le cose che ci si aspetta quando si vive all'interno di una casa. Però non è il prima non è diciamo, una situazione ideale per la vendita, mentre il dopo ci fa vedere una camera completamente diversa, è la stessa, solo che è spersonalizzata, è un ambiente più pulito anche all'occhio, diciamo, fa l'effetto camera di hotel. Quando tu vai a prenotare una stanza in hotel o vai su qualche sito internet, ti fanno vedere tutte quelle foto, quei cataloghi con le camere presentate al meglio, lucide, che sembrano quasi nuove. Questo ti crea, diciamo, un effetto emotivo, quindi ti va a scegliere, a preferire magari di scegliere anche una camera piuttosto che un'altra, un hotel piuttosto che un altro. Sicuramente nessuno si sognerebbe di presentare un hotel, come la prima foto. Quindi questo si fa tanto nel commerciale, ma si fa poco quando si vende una casa. Ma in realtà dobbiamo ricordarci che la casa, dal momento che la metto in vendita, è un'attività commerciale. Sto proponendo un prodotto. In questo esempio invece parliamo di decluttering, una spersonalizzazione dell'ambiente, quindi il prima sempre ambiente vissuto fotografato così senza particolari attenzioni, nel dopo invece un ambiente pulito, eliminato tutti gli eccessi e va a creare quindi un'emozione nel potenziale acquirente che vede la foto. Questo perché? Perché la soglia dell'attenzione sulla scelta di un immobile o meno si attiva in 7 secondi, quindi un potenziale acquirente che vede una foto, in 7 secondi si fa già un'idea di quello che vede e già capisce se la cosa può interessare o meno. È ovvio che se gli presenteremo un'immagine come nel prima, l'effetto sì, sarà limitato, mentre nel dopo magari andrà a preferire la nostra casa rispetto ad altre in vendita. E se l'appartamento o la casa è vuota, senza mobili? Beh, allora, come puoi vedere prima, la foto senza niente non dice niente, non fa capire assolutamente niente. Anche perché non ti nascondo che solo il 20% delle persone circa riesce a riempire una stanza vuota nella sua immaginazione con i mobili che ha in testa o che vuole comprare. Quindi l'home staging entra in nostro aiuto. Come? Beh, semplicemente riempiendola con complementi d'arredo o veri e propri arredamenti come quel letto che vedi in foto. Ma non ti preoccupare, quel letto lì non è vero, è un letto finto componibile che viene allestito e montato su misura. Però questo ci dà un grosso vantaggio che risponde già a tutte le obiezioni che il potenziale acquirente si può fare sulla casa, oltre ad offrire un'immagine emotiva molto più forte e molto più attraente. Le obiezioni, come ho detto prima, potrebbero essere: ma il mio letto ci sta un letto matrimoniale, ci sta un armadio a quattro ante, ci sta i due comodini. Bene, io con l'home staging riesco già a proiettarlo con l'immagine di una casa arredata. Quindi, come puoi vedere, le soluzioni ci sono. Creiamo un'immagine della casa molto più perfetta e molto più adatta alla vendita, molto più attrattiva e anche con una buona dose emozionale. Questo per dirti che nessuno ti chiede di fare un trasloco, però se già puoi anticipare qualcosina, sicuramente andrà a favore della trattabilità del prezzo e della difesa di quest'ultimo. Che senso ha rifarti il trucco se poi nessuno ti guarda? Quindi, alla luce di quello che abbiamo visto prima, è necessario dopo sfoderare i nostri due punti di forza, che sono il video emozionale e il servizio fotografico.
fanno due cose: uno, presentare la casa al 100% del suo splendore, e due, creare un effetto emotivo al potenziale acquirente che guarda questi materiali per creargli la voglia di acquistare la casa e di venirla a vedere. Il video, tra l'altro, ha anche il vantaggio di dare già una prima idea all'acquirente se questa è una casa che fa per lui oppure no, mostrando i dettagli e i vari spazi degli ambienti. Per farti capire bene cosa intendiamo per video emozionale, ti farò vedere un breve spezzone di questo video di una casa che abbiamo proposto in vendita. Bene, la versione completa e altri video di altre case potrai vederli sul nostro canale YouTube. Strategie di marketing. Questi sono tutti i mezzi che utilizziamo per attirare il maggior numero di clienti alla nostra porta. Allora, i canali online, quindi i vari portali, casa.it, Idealista, Immobiliare, il sito. I canali offline sono principalmente quelli per chi non utilizza internet, quindi andare a pescare le persone che magari non vanno tanto su internet, come il volantino, il flyer, o collaborazioni. Collaborazioni noi le facciamo con le agenzie immobiliari, quindi altri colleghi che hanno dei clienti interessati a comprare casa, oppure altri professionisti che conoscono magari degli acquirenti, e quindi abbiamo una rete estesa, diciamo, di persone. Pubblicità a pagamento, perché Facebook e Google ad oggi non creano tanta visibilità se non vai ad investire, quindi a fare pubblicità a pagamento. E dopo c'è, non ultimo ma meno importante, il classico cartello vendesi esterno alla casa. Prequalifica. Non sono altro che tutte le azioni che dobbiamo fare per attirare il giusto target di potenziale cliente alla nostra porta. Questo consiste in, quindi, primis, annunci chiari e comprensibili che filtrano. Sono gli annunci che hanno delle descrizioni estremamente dettagliate della casa per creare empatia, oppure andare a schifare proprio l'acquirente che invece non vuole assolutamente comprare un immobile di quel tipo. Faccio l'esempio del classico giardino, che magari può essere grande o piccolo, e presuppone quindi avere qualcuno che faccia della manutenzione, che tagli l'erba, che gli piace il verde. Delle persone apprezzano, delle persone invece basta solo questo motivo per farle desistere da venire a vedere la casa o fargliela comprare. Questo è importante perché va a polarizzare gli acquirenti. Questo è perché semplicemente il concetto è che casa tua non è adatta a tutti. Quando pensiamo a un immobile dobbiamo pensare anche a una persona ben definita che va a comprarlo. Questo è il concetto estremamente importante. Allo stesso modo, però, bisogna dopo fare un colloquio conoscitivo, testare l'interesse reale della casa. Invio di materiale serve sempre per lo scopo che abbiamo detto, quindi video, foto, quello che abbiamo visto prima. La consulenza del mutuo invece è l'aspetto finanziario, perché chi va a comprare casa, al di là dell'aspetto emotivo o di interesse, ha bisogno di verificare anche, soprattutto se acquista con mutuo, l'entità del budget che ha a disposizione. Questo si fa, noi lo facciamo semplicemente con una consulenza per il mutuo, quindi il nostro collega dedica mezz'ora, 40 minuti ai potenziali acquirenti per fargli capire, insomma, se il budget che intendono spendere è verificato oppure no, sempre in ottica di risparmio di tempo. Open house, un altro termine inglese che sta per casa aperta per le visite. Che scopo ha questa cosa? Questa è un'altra tecnica molto potente, che ha principalmente tre vantaggi: trasformare la tua casa in un'esperienza unica per il potenziale acquirente che viene a vederla. Questo perché? Perché ovviamente dovrai prepararla con tutte le tecniche di marketing e di promozione che abbiamo visto prima. Quindi la casa avrà
un suo stile in quella fascia oraria, in quel giorno in cui lo dedicheremo alle visite. 2. Si crea un pizzico di rivalità ed urgenza a chi? Ai potenziali acquirenti, perché avendo concentrato più persone in uno stesso giorno per fare delle visite, un acquirente vede che ci sono anche altre persone, quindi questo crea l'effetto, bene, è meglio che mi muova perché può essere che la casa la compri qualcun altro. E il terzo e ultimo punto, è che tu sprechi anche meno tempo e hai meno stress. Perché? Perché ovviamente ti richiederò solo quell'una, due, tre orette di tempo, una o due volte ogni una o due settimane, per preparare la casa e quindi per organizzare le visite, senza chiederti magari giorni alterni o giorni staccati o mezz'oretta un giorno, mezz'oretta un altro, che non ha senso e ti provoca molto più stress. Quindi va a discapito anche della nostra strategia di vendita. Offerte d'acquisto, la fase finale, quindi il nostro cliente è venuto a vedere la casa e adesso vuole fare l'offerta. Quindi andremo a difendere il prezzo, a valutare tutte le cose importanti per te, quindi come il fatto di avere magari una caparra per andare a comprare la nuova casa, oppure avere il tempo tecnico per, dal momento in cui io ho qualcuno che compra la mia casa, andare a cercare la casa nuova. Questi sono elementi che è importante andare a valutare e a sapere prima che i vari potenziali acquirenti vadano a fare delle offerte di acquisto. E ovviamente scegliere tra più offerte è meglio che averne solo una, quindi più urgenza, più concorrenza, meno trattativa sul prezzo, addirittura andremo ad azzerarla, possibilmente. Dopo il dato medio è dallo 0 al 3%, però comunque stiamo parlando di cifre molto più basse della media italiana, che è l'8% sul margine di trattativa del prezzo richiesto. Valutare bene tutti gli elementi in gioco, come ho detto prima, quindi magari non è solo il prezzo importante, ma magari quanto tempo ti lasciano i potenziali acquirenti per andare a comprare la casa nuova, per andare a traslocare, per insomma fare tutte le cose con la dovuta calma. Oppure la quanta caparra ti servirà per acquistare la casa nuova, cioè valutare tutti gli elementi necessari per accettare o meno un'offerta. Quindi, riassumendo, il metodo MyHome si consiste in, quindi alla base abbiamo la valutazione strategica del prezzo, quindi conseguire il valore massimo realizzabile dalla vendita di casa tua. Dopo abbiamo l'analisi tecnica dei documenti, quindi vendere in sicurezza senza spese impreviste post vendita. E dopo abbiamo la strategia di promozione che si compone di tutte le tecniche che abbiamo visto prima, home staging, video emozionali, foto professionali e open house. Alla top della piramide, della punta, ci sono le offerte di acquisto, quindi raccogliere l'offerta migliore senza sconti. Questa, ti faccio notare, è una piramide, quindi ha le sue fondamenta e ogni blocco costituisce la strategia per un'armonia nella figura triangolare del metodo. Quindi questo per dirti cosa? Che senza un tassello non avremo quello successivo o comunque la piramide sarà più piccola o sarà sconnessa se non applico la strategia di promozione e magari ho solo l'analisi tecnica e la valutazione strategica. Come se non applico solo la strategia di promozione, non avrò tutto il resto, la mia piramide sarà incompleta. Scommetto che adesso ti stai chiedendo se questo metodo funziona davvero. Beh, in questo caso io non posso far altro che far parlare i nostri clienti, quindi chi ha provato e testato ed è di prima persona il nostro metodo e che l'hanno, diciamo, vissuto con soddisfazione e realizzato il loro obiettivo di vita. Quindi ti presento alcune testimonianze dei nostri clienti che hanno venduto casa con noi e ovviamente hanno trovato il metodo adeguato e diciamo necessario per il conseguimento del loro obiettivo. Queste sono solo ovviamente alcune, adesso non te le faccio vedere tutte, se no staremo qua fino a domani mattina. Ma questo solo per farti alcuni esempi. Tu potrai vederle comunque complete sia sulla nostra pagina Google che sulla nostra pagina Facebook. Dunque, ecco un riepilogo di cosa avrai a disposizione se ti affiderai al nostro metodo.
Quindi abbiamo detto un piano marketing strategico personalizzato per andare a proporre l'immobile in maniera adeguata, una valutazione professionale del valore del tuo immobile, del massimo valore realizzabile e l'analisi comparativa con gli altri immobili in vendita nella stessa zona. Contatteremo, quindi avremo tutti i nostri clienti già filtrati e già presenti nel nostro database che potrebbero essere in linea con l'acquisto della tua casa. E dopo, ovviamente, noi non escludiamo assolutamente, anzi siamo aperti alla collaborazione con le principali agenzie immobiliari della zona, quelle che lavorano comunque secondo il metodo che ti ho detto, quindi che hanno un'affidabilità anche a livello di serietà e di reputazione. Il servizio di home staging e decluttering, questo è il nostro servizio che diamo in aggiunta anche nel metodo, dopo da valutare in base alla situazione. Il servizio fotografico professionale, questo è all'interno del nostro pacchetto, quindi non dovrai pagare soldi in più per avere il servizio fotografico professionale. Video emozionale di casa tua è compreso. Pubblicazione sul nostro sito web ufficiale, pubblicazione sui maggiori portali immobiliari italiani e la creazione del book immobiliare, quindi avremo un flyer, un volantino che consegniamo ai potenziali acquirenti sia in fase di visita che ai colloqui conoscitivi e una campagna promozionale su Facebook a pagamento sempre a carico nostro. Poi, non meno importante, sai che noi ti seguiamo nella vendita fino all'atto notarile in cui trasferirai effettivamente la proprietà e andrai a incassare il saldo del prezzo. E ovviamente nel post vendita, nel caso se ci sono magari dei chiarimenti, delle cose anche nel post vendita, la nostra assistenza dura anche dopo che hai venduto casa dal notaio. Bene, siamo quasi alla fine e quindi ti faccio questa domanda. Cosa puoi fare adesso? Adesso che hai la consapevolezza e conosci il metodo necessario per vendere casa, quindi in meno di 30 giorni e senza sconti in trattativa, puoi fare queste due scelte. Quindi provare da solo o con un'altra agenzia, che però ovviamente potrebbe possedere o potresti avere molte più difficoltà, perché quindi potresti avere un metodo più lento, più rischioso, più costoso e più faticoso, perché magari fai tutto te. Come gestire tutte le telefonate, scrivere gli acquirenti, fare gli appuntamenti, fare le trattative, fare le foto, pubblicare gli annunci, fare pubblicità online e varie ads, insomma tutto quello che ti ho spiegato nel punto precedente. Mentre tutto questo ce l'hai già con un pacchetto unico che offriamo noi in My Home, che è più veloce, più sicuro, più economico, facciamo tutto noi. Tutto è compreso nella nostra provvigione, quindi non dovrai tirare fuori un euro se la casa non verrà venduta. Bene, allora adesso devo farti i complimenti perché hai seguito tutto il webinar fino alla fine, quindi ti posso dare il link e ti faccio scaricare il tuo regalo, il tuo ebook gratuito. E niente, copia questo link sul browser, sul motore di ricerca di Google e potrai scaricarlo. A questo punto io e Massimo siamo pronti a lavorare con te. Avrai a disposizione quindi una consulenza di 30 minuti con me o con Massimo tramite videochiamata, colloquio telefonico oppure in appuntamento di persona se sei comodo ai nostri uffici a Castelfranco. Vedremo per prima cosa la definizione dei tuoi obiettivi e della tua situazione di partenza. Poi capiremo da subito se e ti diremo con onestà se è compatibile con il nostro metodo, cioè se possiamo aiutarti oppure no, e nel caso non ti faremo perdere ulteriore tempo. Poi andremo avanti con il piano strategico di vendita nel dettaglio, quindi per vendere casa tua nel minor tempo possibile e al prezzo maggiore di mercato. Cosa aspetti? Prenota la tua consulenza gratuita cliccando nel pulsante qui sotto in basso a destra che vedi sullo schermo. Ci sarà un piccolo form da compilare con i tuoi dati e alcune domande che ti faremo preventive. Dopodiché sarai ricontattato da me o da Massimo entro 24 ore. Ti ringrazio quindi di aver partecipato a questo webinar, spero di esserti stato utile, di aver risposto a tutti i tuoi dubbi e alle tue domande. Nel caso sai che dopo risponderò alle domande ulteriori che mi hai scritto nella question box. Ehm,
vedremo comunque assieme, dopo tutto il resto, nel dettaglio potrai farmi anche ulteriori domande e capire al meglio il nostro metodo di lavoro nella consulenza e nel colloquio di 30 minuti che ti abbiamo proposto. Ti invito per questo a prenotarlo e a cliccare quindi il link che vedi sempre in basso a destra. E niente, a presto e alla prossima!